Buongiorno amici di mattoscacco.com. Se qualcuno dovesse chiedermi, Christian, qual è il sito per giocare a scacchi online con la grafica più bella di tutte? Beh, sicuramente io gli risponderei questo qui. Allora, andiamo su Google e scriviamo Play Chess. Play Chess è un sito purtroppo poco conosciuto, ma è il sito di ChessBase, molto molto ben fatto. Allora, entriamo dentro, puoi sia scaricare il programma per giocare più tranquillamente, se no si può giocare tranquillamente online. Scegli una modalità di tempo. Ecco, il fatto che non si possa scegliere altro tempo, tipo 5 più 5 o 10 più 5, questo qui non giova tanto a mio vantaggio. Allora, giochiamoci una 10 minuti. Ti faccio vedere perché questo sito è bellissimo dal punto di vista grafico, ma ha una funzionalità che nessuno degli altri siti ha. Giochiamo 10 minuti giusto per cercare di non perdere il tempo. Allora, innanzitutto guarda che bella la scacchiera, è proprio quella di ChessBase, secondo me il software con la grafica ad oggi ancora migliore al mondo. Vedi come modalità c'è 3 minuti, 5 minuti, 3 più 2, 10, 15 più 5, forse qui c'è choose time, forse qui puoi selezionare il tempo che vuoi, però il fatto che diciamo di default ci siano quei tempi lì, non è che la gente secondo me va a cercare altre cose. Allora, guardiamo innanzitutto, la scacchiera è bellissima. L'interfaccia è bellissima, qui c'è la tua bandierina, quella del tuo avversario, secondo me è strafigo. È strafigo. Adesso ci sarà donna B3, sicuramente. Ah, niente donna B3. Ok, detto ciò, ecco, cosa volevo dirti? Non so se vedi, qui in basso a destra c'è una scritta che dice Black is minimally better, cioè ti dice mentre giochi chi sta meglio e chi sta peggio. Questa cosa qui è una cosa fighissima, oddio non so quanto posso essere legale, ma a livello didattico è molto forte, perché magari se tu sei in una situazione di dire, boh, qui chi è che sta meglio? Lui te lo dice, il nero sta minimamente meglio. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa, chissà se conviene giocare prima 6, no, secondo me conviene giocare questa, senza perdite di tempo, però a 6 la gioco comunque, va? A 6 la gioco comunque. Ok, la posizione è uguale, vedi, mi dice che 6 è stata una perdita di tempo, ok, qui si è rifatto, è oscillante tra la posizione equa oppure il nero sta minimamente meglio, però prima non diceva che la posizione era equa, quindi questa è stata una perdita di tempo. Per quanto riguarda il punteggio del mio avversario, tu a me 1250 lo stenderai in 12 mosse, in realtà no, io penso che questo sito tra tutti sia quello con l'elo. Ecco, questa mossa è giusta, devo fare H6. Questa mossa è giusta, devo fare H6. Vedi, un 1250 non sa che qui questo alfiere era importantissimo. Vedi? Vedi? Però dice il nero sta significativamente meglio. Adesso o posso farmi pappare questo alfiere e mettermi poi un avvampostone qui, potrei anche pensarla questa mossa, oppure faccio il fifone e lo ritiro in G6. Fammi pensare 2 secondi, perché anche questa idea qui di farmelo pappare non mi dispiace. Sai che farò il trasgressivo? Ho deciso che farò il trasgressivo, però prima devo mettere la torre su C8. Farò il trasgressivo. Vabbè, arrocchiamo. Vediamo cosa dice il computer dopo questa mossa. No, white! Il bianco sta meglio. Ah già, perché me lo può pappare con 2 pezzi. Ma guarda quanto sono idiots. Va bene. Ah no, black is clearly better. Vedi, si è ribaltata la situazione. Probabilmente qui c'ho un tatticismo, che è questo scacco, però me lo prende col cavallo. Forse ho alfiere per G3, oddio, non so quanto sia buona. Vedi, il fatto che ora lui ti dice, guarda, qui il nero sta meglio. Io adesso mi devo sforzare, cosa che magari in partita non avrei fatto. Ah, c'è donna 5. Donna 5 e poi alfiere di 2. Non è donna 5. Cerchiamo di capire perché il nero sta chiaramente meglio. Questo secondo me è una cosa fantastica. C'è della tattica. Ah beh, cavallo per cavallo, alfiere e poi donna 5. Sì, trovata. Ok. E ti fa i suoni. Eccola qui, scacco e la prossima perdere alfiere. Ti fa i suoni
Vedi, il nero ha un vantaggio decisivo e ti avverte lui che ci sono delle cose nell'aria, poi a volte non le vedi comunque nonostante qualcuno. È come se tu avessi sempre di fianco a te un maestro che quando c'è qualcosa ogni tanto fa... allora tu ti accorgi che devi fare qualcosa. Ammetto che questa non l'avevo minimamente calcolata, era stata una blanderata di lasciare il pedone di sotto, tra l'altro adesso c'è anche l'attacco sulla torre. Comunque, non so se l'ho detto perché ogni tanto mi perdo nei discorsi, questo è il sito secondo me con l'elo più simile possibile alla realtà, o forse è addirittura anche sottostimato, perché giocatori da 1200-1300 giocano benissimo. Poi qui io quando ho aperto l'account ho iniziato a cazzeggiare, poi molte ho perse per il tempo, perché se non mi sbaglio parti con un 1620, questo è il tuo, e quindi siamo andati già sotto. Allora, qui è arroccato, ha tutti i pedoni sul nero, alfiere sul nero. Adesso dobbiamo cercare come migliorare la nostra situation. Allora lui dovrebbe cercare cosa farà? In che modo si potrà liberare? In che modo si potrà liberare da questa situazione? A me piacerebbe portare un cavallo qua. Vediamo un pochettino che manovre fargli fare per andare lì. Tac tac, oppure semplicemente cavallo. Però se gioco cavallo in A5 gli libero quell'alfiere e gli faccio un favore. Quindi giochiamo tranquilli, torre su colonna aperta sicuramente non potrà essere malvagia. Se lui gioca B4 non mi interessa, sì, non sarà malvagia. Ok. Il fatto che qui sotto dice che ancora il nero ha un vantaggio decisivo mi consola. Ecco, un'altra, diciamo, una pecca è che magari tu vai sempre, cioè diventi a un certo punto dipendente da questa sfida, ogni mossa che fai vai a vedere. Però è molto, ecco, l'ha fatta, non è un problema perché non ha fatto altro che crearsi altri buchi. Quindi ora c'è anche il buco C4 da prendere col cavallo. Che manovra gli facciamo fare? Tipo B8, D7, B6, C4, secondo me potrebbe essere interessante. Anche un bel raddoppio di torri, onestamente interessante. Un bel raddoppino di torri, me lo ci vedo molto bene, molto ma molto bene, sì, ed è quello che farò. Ed è quello che farò, raddoppio di torri e poi farò questa manovra di cavallo per posizionarlo in C4. Però in realtà sto vedendo che non so se ha molto senso raddoppiare le torri per poi andare a chiudere la colonna col cavallo C. Ops, dove cacchio era sto cavallo? Qui. No, dove era? Era qui. Era qui. Ok, perché a volte... ok, questa mossa non è della migliore, ha indebolito il pedone C. Ecco, lui vorrà fare questa spinta qui, che al momento non si può ancora fare, ma la vorrà fare, prima o poi. Dunque... Andiamo a fare... Sì, vabbè, qui non dovrei cambiare il mio piano in corso dopo. Lui farà... sì, si fa donna C2 per sostenere. Farà donna E2 probabilmente per sostenere. Donna E2. Donna E2. Così sostiene la spinta. Però se spinge perde qui, quindi... Va bene, dai, siamo coerenti col nostro piano. Non cambiamo i piani in corso d'opera. Ormai quello che si è detto. Chi si è visto, si è visto. Chi ha avuto, chi ha rata. Scordiamoci passato. A cavallo B8 non so se sono ancora... perché poi non avrei più pezzi sull'ala di re. Quindi mi verrebbe da dire cavallo in E7, anche se il mio alfiere non ha più case dove andare. Potrei pensare a un cavallo D8 che mi piace un po' di più come soluzione. Cavallo D8, cavallo torna un po' in difesa. Anche se, che cosa fa il cavallo da D8? Vabbè dai, da D8 poi punta su D4, facciamo andare in E6. Ok, qui perde subito questa. Però gli do un minimo di controgioco. Quindi forse prima catturo, poi lui mi cattura con la donna. Ma problemi non ce ne sono. Con questo vantaggio secondo me... Scacco alfiere di 3 e su alfiere di 3 io potrei giocare anche torre C2, bella, su alfiere di 3 torre C2 e chiedo il cambio delle donne, così, ed è quello che farò.
Ed è quello che farò. Lui si prende una torre, io gli prendo un alfiere, poi perde la donna. Vabbè dai, facciamo sto cambio di donne così. Così. Black is clearly better. Dice che sta chiaramente bene, se non fosse per il tempo. Molto bello. Tra l'altro, Usti non ha accettato. Non ha accettato. Vabbè, a questo punto ci prendiamo la settima traversa. Direi che è sempre cosa buona e giusta. Black is clearly winning, cioè, capito che ti dà quel gasamento che dici, oh, qui ho chiaramente vinto, adesso possiamo sfondare in H2. Benissimo, benissimo, benissimo. E quindi è molto didattico, tra l'altro posso fare anche dei pre-move. Ecco, adesso non posso più farlo. Allora, io qui posso cambiare i pack. Cambio. Aspetta, che qui c'è della tattica nell'aire, perché me lo sento che c'è della tattica. Tipo alfiere in E5. Ma senti, perché non cambiamo? Se viene giù di donna perde la torre, se viene giù di alfiere butto giù l'altra torre. Black has a decisive advantage, ha un vantaggio decisivo. Sì, non so se questa mossa era geniale. Non so se questa mossa era geniale in realtà. No, perché non fa nulla. Cioè lui adesso può muoversi con la torre, la mette in D1, per esempio. Io sarò costretto a retrocedere col mio alfiere. Questa è stata una pessima mossa. Ok, continua a dire che c'ho un ottimo vantaggio, ma secondo me è stata una pessima mossa. Pessima. 2 minuti per perdere la partita. Ci sarebbe donna a 3, però lascio la torre sotto. No, non mi piace. Non mi piace, così è distinto, vedo subito che non mi piace. Posso mettere la donna qui. Ok, al massimo ripetiamo un po' di mosse, non c'è male. Poi posso tornare con la donna in C4 eventualmente. Mi piaceva più prima la posizione. Mi piaceva più prima. Ritorniamo qua, va? No! La posizione equa. No. Come la posizione equa, ragazzi, non fate scherzi. Non fate scherzi, cosa potevo fare prima? Vedi, hai visto che a un certo punto la posizione era equa? Ah, qui sì, forse è sempre donna di uno, quel che era molto forte. Attenzione che ora c'è il matto in E1. C'è il matto in E1 che è lì che chiama. È lì che chiama. È lì che chiama. Facciamo questa. Madonna ragazzi, che partita tachicardica. Oddio, ma tu non c'avevi niente di meglio da fare stamattina che giocare contro di me. Per dire, no? Tac. Questa è molto difensiva. Seguirà alfiere in C5. Se metto alfiere qui, alfiere C5, scacco. Attenzione, questa mossa deciderà le sorti del gioco. Donna qui è la risposta giusta. Tiene tutto, C5, tiene gli ingressi vari, va bene. Ok, sto giocando in modo difensivo quando dovrei attaccare, che ho lo stramega vantaggio. Però vedi, da quando ha messo questo. Ecco, ok. Se io tipo ti catturo, tu mi catturi qui, giustamente. Black is clearly winning perché c'è lo scacco. Tac, scacco. Su C5 e poi scacco con la cattura di donna. Ok, adesso possiamo togliere questo. Giusto? Dimmi che non faccio qualche cappellata. 1 minuto. Black is clearly winning. Meno male, speriamo. Meno male che il cavallo controlla la casa di 8 e insomma il mio re non sta molto bene. Ok, allora tu vuoi fare cose brutte, mi vuoi fare cose brutte, io c'ho questa però adesso. Uff. E la scampò. Ah, non l'ho scappata totalmente. Allora facciamo così.
Facciamo che ti ripeto, no, la posizione is equal. Che cosa ho combinato? Cosa può fare ora lui di devastante? Perché la posizione è qua? Che cosa può fare? Aiuto! Mi sale l'ansia. Che cosa può fare? Che prima non poteva fare, scusa, non è la stessa posizione di prima questa. Boh, vabbè, il black is clearly winning, non la vedo. Vabbè, dai, senti, cambiamo. Ah, porco Giuda, c'era, vedi? C'era qualcosa lì che non ho visto. C'era qualcosa lì che non ho visto, quindi che continuo a non vedere. Io chiedo il cambio di donne per qualsiasi situazione. Io andrò con la donna B3, questa la perdo per il tempo. Questa la perdo per il tempo. Sì, andrà così. Andrà così questa. Questa la si perde per il tempo. Porco cane. Porco cane. Vedi? Vedi cosa vuol dire giocare in questo modo così avventuroso? Dai, fammi mettere un cavallo su C4. Madonna, ragazzi, ma non si può giocare così. Non si può giocare così. Non si può. Io voglio l'incremento. Perché? Perché non mi dai l'incremento? Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto di male? Mi sto chiedendo. Non penso di meritare tutto ciò. Ah, caro amico, ti schifo, diceva qualcuno. Diceva qualcuno, raga, 17 secondi è impossibile vincere, perché basta che lui mi fa qualche mossa bastardina, tipo questa, tipo questa, tipo questa. Ok, se togli la donna catturo F3 stavolta. Mi ha fatto il regalo, mi ha fatto il regalo, mi ha fatto il regalo, ragazzi. Mi ha fatto il regalo. Me l'ha fatto. Me l'ha fatto. Sono cose che succedono tutti i giorni. Me l'ha fatto. Mi ha fatto il regalo. Qui devo giocare F6. Fammi giocare F6. Sì, ok. Va bene, fai quello che vuoi. Tanto hai pedoni triplati. Va bene che mi ha fatto il regalo. Va benissimo, va benissimo. Va benissimo. Mi ha fatto il regalo. Me l'ha fatto. Me l'ha fatto. Me l'ha fatto. Me l'ha fatto. Ok, qui adesso col cavallo ci andiamo a pappare i suoi pedoni e tranquillamente vinciamo questo finale. Madonna, 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 che ansia, che ansia, che ansia, che ansia, che ansia. Sì. No! No! No, no, non ci posso credere. Però vedete, qui c'è stato un punto in cui me lo fai vedere. Ecco, un'altra cosa che non ho capito è l'analisi che funziona veramente da schifo. Qui c'è stato un punto dove il bianco stava benissimo, perché in effetti avrebbe potuto giocare, fammi vedere se la vedo, perché vedi, qui non c'è nulla. Qui avrebbe potuto giocare forse a 6. A 6 forse sarebbe stata la mossa giusta per lui, perché a seguito della cattura lui catturava e andava a promozione. Vedi, qui avrebbe potuto vincere. E invece c'è stato un altro momento, secondo me. C'è stato un altro momento, ok, qui il bianco stava bene, ok, qui eccetera, qui è caduto nella trappola che involontariamente ho fatto, qui tutto vantaggio del nero, tutto vantaggio del nero, va bene, va bene. Comunque questo finale, giusto per sapere, qui forse l'ho buttata via, qui forse, non lo so, c'avevo veramente pochi secondi ed ero all'ansia più totale. Ok, qui come cacchio si faceva vincere in 2 secondi? Qui dovevo portare, sì, qui c'avevo l'ansia, qui dovevo portare il cavallo verso, però ho paura anche della patta, che era sempre meglio di una sconfitta, no? Quindi sì,
su questa, sì, mi sarei potuto semplicemente avvicinare, tac, matto. Però con lucidità si vedono le cose, quando hai l'ansia non le vedi. Detto ciò, ragazzi, spero di avervi fatto scoprire un ottimo sito. Secondo me l'analisi fa veramente schifo, cioè non capisco mai. Vedi, cioè, devi fare da solo l'analisi. Boh, il motore come si attiva. Non si capisce una mazza, è poco intuitivo. Però ha questi suggerimenti sotto che sono secondo me veramente, veramente un fiore all'occhiello. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!